Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Voglia di Festa. Anche questa sera una di quelle serate speciali, particolari, perché abbiamo il piacere di avere con noi Cristina Zorzanello, del vice sindaco di San Bonifacio, e Anna Maria Sterchele, assessore ai servizi sociali. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Grazie. E anche al pubblico che Grazie. ci ascolta o ci vede. Grazie mille. Come state? Come va San Bonifacio? Perché mi hanno detto che a San Bonifacio avete una voglia di festa incredibile, avete programmato un sacco di cose, novità, finalmente non è più il 2020, è il 2021, quindi finalmente si può ripartire, si può parlare di eventi, di cinema, di musica, di spettacoli. Cosa ci sarà di bello quest'estate a San Bonifacio, Cristina? Allora, dire la verità, anche Sì. nel 2020 non ci siamo fatti scoraggiare, per bravi. cui nonostante ci fossero delle restrizioni legate al Covid, e come Sì. pure ci sono quest'anno, comunque abbiamo voluto creare un'estate di spensieratezza, di allegria, ma soprattutto di andare ad accontentare un po' le esigenze delle persone, per Certo. cui di offrire delle opportunità ai bambini, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, insomma, per cercare di rianimare un pochino la nostra comunità. Certo. Esatto, è E ce quello n'è bisogno, cioè assolutamente, per tutti, intendo, è proprio una cosa che assolutamente, manca, che in esatto. Italia e nel mondo in generale è mancata. E Infatti. quindi, ora so che voi avete già cominciato proprio a gamba tesa, cioè è stato un luglio bello intenso, ecco, in questo luglio che cosa c'è di bello? Con cosa avete iniziato? Allora, abbiamo iniziato subito con un evento legato in qualche modo alla musica classica, ma al nostro santo patrono, per cui già ai primi di giugno, con Sì? con la festa dedicata a San Bonifacio, abbiamo Certo. creato un evento in uno dei nostri parchi. E addirittura poi a fine settembre andremo a Wow. riproporre un evento molto importante legato a Giuseppe Verdi, per cui inizieremo e quasi finiremo con attività di questo genere. Quindi, scusa un attimo, quindi ora parliamo un attimo di questo festival a fine settembre, Sì. che mi mette curiosità, così magari Fine vediamo se la settembre siamo regia... un po' agli inizi di settembre, Sì. per evitare proprio di arrivare a ridosso del Certo. brutto tempo. Per cui abbiamo organizzato un evento insieme all'associazione Gli Amici di Oberto e Sì. ad un'associazione di Verona che è Fucina Machiavelli, con la propria orchestra. Sì. Siamo legati al nome di Giuseppe Verdi perché la prima opera di Giuseppe Verdi si chiama Oberto, conte Oh. di San Bonifacio, per cui proprio sui ruderi del castello che si trova a San Bonifacio abbiamo già negli anni passati fatto vedere delle opere di Verdi, ma Wow. quest'anno ancora di più abbiamo coinvolto altri paesi quali Veronella, Soave e il comune di Lonigo, e insieme Sì. facciamo proprio il Festival Profumo d'Opera per Oh. far avvicinare le persone ad una realtà musicale che magari erano abituati ad assaporare solamente a Verona, ma anche la provincia di Verona ha questo profumo di Bellissimo, opera. una vera unione, cioè, perché vedo Esattamente. Veronella, Soave, San Bonifacio, Esatto. Lonigo, quindi insomma una vera unione con opera e qualità. in primis. Assolutamente Quindi, sì, assolutamente bravi davvero. Per cui un inizio e un quasi fine estate legato alla musica d'opera o alla lirica, insomma, Certo. chiamiamola così. E invece, visto che abbiamo avuto, insomma, quest'anno gli azzurri si sono fatti Certo. sentire, voi non vi siete annoiati, cioè nel senso... Assolutamente. Ecco. Assolutamente, anzi faccio una battuta perché l'idea di far vedere le partite in Sì. piazza, che sembra una cosa un po' tradizionale, ma che ci mancava tanto, è molto. proprio l'idea di portare le persone in piazza, ed è bello viverla insieme, famiglie, giovani e chiunque sia. Quindi unione. Quando l'ho proposta al sindaco e gli ho detto: senti, che ne dici se intanto facciamo vedere le prime 3 partite dell'Italia? La sua risposta è stata: devo andare a vedere dove ho messo la bandiera. E ho detto: questo vuol dire che è un sì, perché non era programmata questa cosa. Che bello. Poi di fatto abbiamo continuato, insomma, e Era siamo pronto. arrivati anche ad un buon punto. Quindi il sindaco era pronto, prontissimo, oserei Assolutamente sì, dire prontissimo. Invece, cosa succede di bello tutti i giovedì di luglio a San Bonifacio? So Allora, che anche lì, anche insomma, lì, a anche casa, lì. amici, mi raccomando, carta e penna, perché a San Bonifacio non sai no, e quindi dovete prendere nota, prendete nota. Esatto. Allora, in questo caso invece, sulla, tra virgolette, falsariga dell'anno scorso, abbiamo riproposto i giovedì d'estate.
Cosa significa? Che chi ha voglia di farsi una passeggiata in centro a San Bonifacio può trovare i negozi aperti, per cui andare insomma a dare un'occhiata a quello che offre anche la parte commerciale, certo, e poi sentire anche della buona musica, per cui passiamo dal jazz alla musica rock, addirittura con dei gruppi anche di San Bonifacio, ma non solo. E infatti nelle nostre locandine c'è insomma la più ampia scelta. E ovviamente c'è stata una grande partecipazione da parte dei commercianti del centro di San Bonifacio, che con noi hanno organizzato tutta una serie di attività, dagli stand a tema alla caccia al tesoro al Fashion Street, e su questo tema poi anche il distretto del commercio di San Bonifacio ha avuto un ruolo importante, ed è quello che raggruppa proprio le volontà della parte commerciale del paese. Ecco, cosa molto importante, anche perché anche i commerciali, ora chiaramente sappiamo che è stata una situazione un po' complicata per tutti, però in particolar modo anche per i commercianti ne hanno subito molto, c'è stato veramente una situazione molto importante. Invece fare rete è stata una cosa fondamentale. Ecco, esatto, giusto. Questa, ricordiamo anche a casa queste cose, ricordate che comunque qualcosa abbiamo anche imparato, cioè una cosa buona ci ha lasciato tutto questo caos, ci sono stati anche degli aspetti positivi. Ora qui leggo che c'è stato quindi New Sambo Big Band. Questa è una nostra più che band, perché diciamo la tradizione loro è quella bandistica. Certo. La New Sambo Big Band è davvero un'orchestra che a noi è mancata tantissimo, perché raggruppa circa una 60 di elementi, per cui di ragazzi del paese che studiano musica, ovviamente, e che di solito a fine anno, per cui a Natale, presentano un loro programma che è proprio il sorriso del Natale. Ci è mancato tantissimo. Quest'anno abbiamo voluto tirarli fuori dalla naftalina, come si può dire. Bisogna, loro hanno fatto assolutamente le prove, perché comunque non si sono mai fermati, ovviamente seguendo sempre le regole degli stanziamenti e quant'altro, e hanno realizzato questo programma che ha lasciato tutti a bocca aperta, davvero, che ci ha riportato ad emozionarci di nuovo in Piazza Costituzione, per cui avevamo circa 400-450 persone che hanno ascoltato una carrellata di musica suonata dal vivo dai nostri ragazzi, che hanno fatto un percorso di canzoni diverse, per cui americane e quant'altro, legate ai film, per cui non la classica musica bandistica, ma qualcosa di molto originale e moderno. E poi soprattutto che quando si parla di film, colonne sonore anche molto importanti, chiaramente suonate da una vera orchestra di 60 elementi, c'è una cosa pazzesca, meravigliosa, anche emozionante. Ci sono ancora tante cose da raccontare. Anna Maria, so che per quanto riguarda invece la parte, insomma, facciamo una cosa molto bella. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, un po' di musica, che a noi la musica piace, a voi piace parecchio, San Bonifacio piace, un po' di musica e poi ci vediamo tra poco, va bene? Voi siete qua, voi state lì, mi raccomando, sempre carta e penna, ci vediamo tra poco, è pubblicità.